Telespettatrici e telespettatori di Antena 3, buona giornata, ben ritrovati con la prima edizione dei nostri telegiornali, domenica 25 agosto, ed è un'edizione particolarmente densa di eventi di cronaca che si sono verificati nella nostra regione nelle ultime ore. Partiamo subito con lo spaventoso incendio che si è verificato ieri sera nel Vicentino a Monticello Conte 8. L'incendio è quello sviluppatosi all'interno di una ditta di prodotti chimici Veco, lo vedete nelle immagini che ci hanno fornito i vigili del fuoco, le fiamme che molto rapidamente sono divampate divorando l'intero capannone. Ovviamente, vista la qualità dei prodotti che vengono trattati in questa azienda, c'è stato particolare allarme tra la popolazione. Avete visto all'inizio le fiamme molto alte, visibili a chilometri di distanza, l'odore acre. Per questo ieri sera il sindaco aveva invitato i cittadini a tenere le finestre di casa chiuse. Poi in queste ore sono arrivati i risultati delle analisi dell'ARPAV, l'Agenzia regionale per l'ambiente del Veneto, che è appunto intervenuta nell'immediatezza proprio del rogo in via Nicolosi a Monticello Conte 8 per verificare e monitorare l'inquinamento dell'aria e dell'acqua. Tra l'altro, a causa del vento che soffiava in direzione nord-ovest, il comune di Due Ville, tramite la protezione civile, aveva avvertito in via precauzionale la popolazione delle frazioni interessate di evitare spostamenti e di chiudere le finestre. Quindi non solo il comune di Monticello Conte 8, ma anche il comune limitrofo. Tra le 22:15 e le 23, con l'incendio ormai sotto controllo, l'ARPA ha effettuato 3 campionamenti dell'aria. Le analisi hanno rilevato solo tracce di inquinanti, fortunatamente in quantità estremamente ridotta, al di sotto dei limiti di legge e lontane dai livelli di pericolosità, confermando quindi il sostanziale ritorno alla normalità. Le verifiche dell'ARPAV comunque proseguono anche oggi sulle acque di spegnimento, rende noto il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, che ha seguito l'evolversi dell'intervento dei soccorsi assieme all'assessore all'ambiente e alla protezione civile Giampaolo Bottaccini e alle relative strutture regionali. L'incendio è stato domato grazie all'intenso lavoro dei vigili del fuoco e dei numerosi distaccamenti del Vicentino, ha concluso il presidente. Fortunatamente non ci sono stati feriti, nonostante la violenza delle fiamme, che sono state circoscritte a una parte del capannone dell'azienda, evitando danni maggiori. Le operazioni di bonifica continueranno anche oggi. Il presidente della regione naturalmente ringrazia tutti i soccorritori, professionisti e volontari, orgoglio del Veneto, e alle strutture della Regione Veneto che stanno continuando il loro lavoro. Naturalmente la rapidità d'azione dell'intero sistema di soccorso ha fortunatamente evitato delle conseguenze ancora più gravi. E c'è anche un'altra notizia che ci arriva, di cronaca, che ci arriva dal veronese, questa, ed è relativa a una lite finita in tragedia, accaduto la scorsa notte a Nogara. Siamo appunto in provincia di Verona, dove un giovane è stato ucciso da un connazionale durante una rissa scatenata dall'ubriachezza dei due litiganti. Da quanto si è appreso, la vittima sarebbe stata colpita alla giugulare con un collo di bottiglia, una ferita che si è rivelata fatale. Nonostante l'intervento dei sanitari del 118, l'uomo purtroppo è morto per dissanguamento. L'aggressore è stato fermato dai carabinieri con l'accusa di omicidio. Sia la vittima sia l'arrestato, braccianti nelle campagne della zona di Nogara, sono trentenni, entrambi regolari sul territorio nazionale. Tutto è avvenuto intorno alla mezzanotte in piazza Matteotti, al centro appunto di questo paese della provincia di Verona. Ed ora torniamo ad Abano Terme con la vicenda dell'ennesimo femminicidio in Veneto, che ha fortemente scosso l'intera regione e l'Italia intera. Femminicidio scoperto un anno dopo. La vittima, una 39enne di Abano Terme, uccisa dal marito che aveva simulato un suicidio. La svolta nelle indagini grazie
all'audio del telefono della vittima che aveva registrato anche i momenti dell'omicidio. Sentiamo. Un lungo audio che racconta passo dopo passo le fasi dell'omicidio, ad incastrare l'aguzzino proprio la sua vittima che prima di essere uccisa ha attivato la registrazione con il telefono di quella lite trasformatasi nella cronaca dell'ennesimo femminicidio. Nicoletta Rotaru, 39 anni, è stata uccisa la notte del 2 agosto 2023. Il compagno Eric Zorzi, da cui si stava separando, ne aveva inscenato il suicidio. La coppia conviveva ancora in questa casetta nel quartiere di Monte Ortone ad Abano Terme. Nicoletta aspettava di firmare il contratto a tempo indeterminato per lasciare quella casa e trasferirsi con le 2 figlie piccole. I litigi con il compagno erano frequenti. Lui la aggrediva non solo verbalmente ma anche fisicamente. Quella notte, rientrata a casa come altre volte, Nicoletta Rotaru aveva deciso di registrare con il telefono l'ennesima lite, gli insulti che riceveva dal compagno, non sapendo però che questa volta la registrazione avrebbe raccontato il suo delitto. Eric Zorzi aveva chiamato i soccorsi all'alba del 2 agosto del 2023 dicendo che la moglie si era chiusa in bagno e non rispondeva. I sanitari arrivati sul posto con facilità avevano sfondato la porta trovando la 39enne ormai morta rannicchiata nel box doccia con una cintura di pelle stretta al collo. Sembrava un suicidio ma qualcosa non tornava. Nicoletta era pronta a rifarsi una vita, aveva prenotato una vacanza con le figlie e poi c'erano i racconti dei familiari, quelle tensioni di coppia, le liti per la gelosia di lui e la separazione. I medici del 118 inoltre avevano sfondato la porta del bagno con facilità perché allora il marito non era riuscito a fare altrettanto. I carabinieri avevano acquisito il telefono di Nicoletta e qui hanno trovato l'audio di quella notte. Si sentono le urla, i rumori dell'omicidio, il corpo trascinato. Poi si scopre anche che il pannello centrale della porta del bagno si poteva rimuovere e riposizionare chiudendolo dall'interno con un chiavistello. Eric Zorzi aveva ucciso Nicoletta dopo che lei si era assopita a letto. È stato arrestato per omicidio aggravato. Per il 17 settembre è prevista l'udienza preliminare. Nicoletta Rotaru era una donna molto nota in paese, impegnata per la sua comunità, si era anche candidata alle elezioni comunali anni fa e l'intera comunità è sotto shock. Sentiamo. Ciao, sono Nicoletta Rotaru, faccio parte del movimento civico Cambia Abano. La città deve essere un luogo da vivere, i suoi spazi, le sue strade devono tornare ad essere vissuti dai cittadini, soprattutto dai più piccoli. Pensava al bene comune dei suoi concittadini e alla sicurezza per i bambini. Ecco la Nicoletta Rotaru nel 2017, quando si era candidata consigliera comunale ad Abano con la lista civica Cambia Abano. In questo video Nicoletta spiega il suo impegno. Tuttavia, in particolare negli ultimi anni, anche la nostra città è diventata un posto dove non è sempre facile muoversi in sicurezza. Accanto a lei Michele Di Bari, l'allora candidato sindaco, che in queste ore ha preso la notizia con enorme tristezza e amarezza. Da uomo, da cittadino, da professore di diritto costituzionale non posso non pensare che facciamo ancora troppo poco per contrastare questo fenomeno che è prima di tutto culturale. Spero che il sogno di una società dove nessuna donna debba più avere paura di un uomo diventi presto realtà, ci ha scritto Di Bari ricordando il percorso partecipato di Nicoletta. Il quartiere di Monte Ortone, dove viveva la donna uccisa dall'ex compagno Eric Zorzi, è incredulo. Io avevo solo sentito da amici e parenti qui che era successo questa cosa di questa signora che appunto aveva avuto dei problemi, ma altro non lo so. Sapeva se c'erano litigi con la moglie? No, mai sentito. Ho messo restaguardo perché è una brava ragazza, conoscevo anche lei. No. Perché aspettava che Eric potesse uccidere la Per me è un bravo ragazzo. Mi veniva stati a moto e morto. Non le aveva mai detto se aveva problemi con la moglie? Mai. Sono in pochi a voler parlare, 2 persone riservate, qualche saluto di cortesia, anche se le sirene dell'ambulanza e dei carabinieri quella notte del 2 agosto di un anno fa non erano passate inosservate. Il signore non lo conosco, so che ha avuto dei problemi e c'era stato un po' di movimento una sera qui, delle urla e altro, ma altro non ho sentito. Nessuno però immaginava questo epilogo sconvolgente. Le tensioni e la gelosia morbosa dell'uomo però erano note ai familiari della coppia. Lei voleva andarsene di casa. L'intera comunità di Abano Terme è sotto shock. Il primo pensiero primo va ai familiari naturalmente della povera donna
e naturalmente l'attivazione di tutti quei servizi sociali di aiuto e di accompagnamento che abbiamo prontamente attivato. Nicoletta Rotaru è l'ennesima donna vittima della violenza maschile. A maggio a Vigonza, Giada Zanola era stata uccisa dal compagno che l'aveva gettata dal cavalcavia vicino a casa dopo averla stordita con i farmaci per inscenare, anche in questo caso, un suicidio. Prima era stata uccisa a Bovolenta Sara Burattin, l'ex compagno si era poi gettato nel Bacchiglione. Vanessa Ballan a Riese, uccisa da un uomo con cui aveva avuto una relazione, e poi il caso più noto, quello di Giulia Cecchettin, la studentessa uccisa dal suo ex fidanzato e compagno di università. E l'Ordine dei giornalisti del Veneto interviene sulle modalità che hanno portato all'ufficializzazione ad un anno dai fatti della notizia del femminicidio di Abano Terme. Stupisce, afferma il presidente dei giornalisti veneti Giuliano Gargano, che la notizia venga fuori a distanza di così tanto tempo e senza una comunicazione ufficiale della Procura. Già in passato abbiamo segnalato una lettura troppo restrittiva della legge Cartabia. È necessario che si torni ad un rapporto professionale aperto e franco tra procuratori e giornalisti. Gargano annuncia che investirà della questione il Consiglio dell'Ordine del Veneto. Il delitto è stato commesso, lo ricordiamo, un anno fa, il 2 agosto del 2023, ed inizialmente derubricato come suicidio. Le indagini hanno portato ad un'altra conclusione ed il marito è stato arrestato a marzo di quest'anno con l'accusa di omicidio aggravato. Fatto salvo il sacrosanto rispetto della presunzione di innocenza, conclude il presidente dell'Ordine dei giornalisti del Veneto, è altrettanto importante il diritto di informare i cittadini a partire dal concetto di interesse pubblico richiamato anche dalla normativa. L'aumento delle denunce, delle telefonate al numero antiviolenza 1522 dimostrano come sui femminicidi non si possa tacere. E a proposito di violenza nei confronti delle donne, vediamo nel prossimo servizio a che punto sono le ricerche nel Vicentino a Cogollo del Cengio dell'ereditiera americana scomparsa da Madrid, che gli inquirenti ipotizzano possa essere stata uccisa dal marito. Il mistero della scomparsa di Anna Maria Henao. Se le ricerche del suo corpo nel Vicentino restano sospese, la vecchia via del Costo a Cogollo del Cengio nel frattempo è stata riaperta dopo il sopralluogo degli inquirenti italiani, spagnoli e statunitensi. Il caso è tutt'altro che concluso. Un vero e proprio giallo internazionale di cui parlano i media internazionali, europei e americani. Chissà parli, insiste il legale della famiglia di Anna rivolgendosi ai giornalisti. A Cogollo infatti si sospettava la presenza di un complice del marito serbo che, arrestato in Florida per rapimento della moglie quarantenne, è fortemente indiziato anche della sua definitiva scomparsa. La coppia di imprenditori informatici che viveva in Florida si stava separando con il patrimonio comune ancora da dividere. La donna, che aveva chiesto il divorzio, intanto si era spostata in Spagna, a Madrid, da un'amica, ma a febbraio aveva improvvisamente fatto perdere le sue tracce. Esisterebbero prove schiaccianti verso il marito a partire dai dati del GPS della sua auto, ripresa anche dai circuiti di videosorveglianza che dalla Spagna ha indugiato anche nel Vicentino nel suo viaggio verso Belgrado. Più volte sarebbe passato proprio in questi boschi verso l'altopiano. L'ipotesi più accreditata è che dopo aver ucciso la moglie l'uomo l'abbia rinchiuso il corpo in una valigia poi sparita. Ed ora lasciamo la cronaca, torneremo più avanti con altre notizie nel corso del nostro telegiornale. Partiamo con il primo approfondimento di questa edizione, perché abbiamo qui con noi in studio, lo ringrazio per aver accettato l'invito, il vice sindaco di Treviso Alessandro Manera. Buongiorno vice sindaco. Buongiorno, grazie dell'invito. Grazie per essere con noi. Siamo tutti un po' scossi naturalmente dalle notizie purtroppo di cronaca che abbiamo sentito e che continuiamo a sentire. Sono diverse le deleghe che lei ha, tra l'altro, come assessore all'ambiente, alla qualità della vita, alla sostenibilità ambientale, innovazione digitale, ai sistemi informatici, Next Generation EU, sport, gestione delle politiche per la salute, insomma davvero tante. Ma vorrei partire proprio da un tema, diciamo, del quale si sta molto parlando in città, che è quello della riqualificazione dei lavori di Viale Cesare Battisti. Il cantiere infatti partirà
domani mattina, e tra l'altro uno degli interventi, come dire, sicuramente più attesi da un lato e dall'altro anche che cambieranno un po' il volto di quello che è il principale viale d'accesso al centro della città, che innegabilmente ha bisogno di essere sistemato, e su questo chiaramente non ci sono dubbi, ma che però comporterà anche il taglio, l'abbattimento degli storici pini marittimi che ormai da 100 anni praticamente fanno da cornice a questo viale. Era davvero necessario tagliare, c'è anche una petizione, no? Certo. Tra i cittadini che ha raggiunto oltre 800 firme. Allora, partiamo dal presupposto che a noi dispiace farlo. Abbiamo provato in tutti i modi, abbiamo studiato progetti, controprogetti. Purtroppo l'errore è a monte, cioè i pini marittimi non sono piante autoctone, e vediamo il disastro che hanno fatto su questo viale, ma che hanno fatto su altri posizionamenti. Ci ricordiamo quando erano all'ospedale, avevano distrutto praticamente tutti i parcheggi. Non è colpa dei pini, ma allora fu fatto un errore. C'è da tener conto una cosa: siamo partiti storicamente per il posizionamento da 80 pini, siamo arrivati ad averne 43, perché ogni anno più o meno con i temporali se ne abbattono 6-7, perché stanno invecchiando e soprattutto non trovano più spazio le radici, crescendo non sono più stabili. Basta andare in viale Cesare Battisti e si vede che moltissimi sono ancora con i tiranti, quindi ogni anno dobbiamo o potarli radicalmente oppure abbatterli perché rischiano di cadere, o addirittura sono caduti su auto, per fortuna non ha fatto niente nessuno, o sulle case. Quindi non è che il viale ha i pini storici, pian piano ogni anno 6-7 alla volta li dobbiamo abbattere. Ce ne sono certi che sono veramente ormai ridotti all'osso perché i rami sono stati tagliati per la loro pericolosità, quindi a noi dispiace tantissimo questo. Abbiamo provato in tutti i modi, la progettazione non lo consente, perché una volta che noi andiamo a toccare la strada e troviamo le radici, toccando le radici automaticamente gli agronomi ci dicono guardate che i pini diventano instabili. Quindi è veramente un forte dispiacere farlo, perché nessuno di noi, insomma, in questi anni abbiamo dimostrato una sensibilità green, che ci ha riconosciuto anche l'Europa peraltro, sulla piantumazione di alberi ed essenze autoctone. Purtroppo dobbiamo farlo. C'è da dire una cosa, che il centro strada servirà per portare le fognature, quindi anche un intervento ambientale, e la rete idrica per la riduzione dello spreco idrico, appunto, e quindi delle acque bianche. Però purtroppo non si poteva fare altro, li ripianteremo, chiaramente non pini marittimi, non faremo, la città non farà 2 volte lo stesso errore. Errare umano, perseverare, Va bene, sarebbe davvero sì, diabolico, no? Sai, una volta i viali molti erano ancora sterrati, cioè non c'era quella sensibilità di dire fra 30 anni, 40 anni cosa faranno. Purtroppo è andata così, quella volta all'ospedale ce n'erano anche molti di più. Ripeto, una riqualificazione anche ambientale, perché gli alberi che pianteremo li stiamo cercando, anzi l'azienda li sta cercando più grandi possibili. Metteremo anche un impianto di irrigazione ad hoc, una cosa particolare, perché chiaramente mettendo alberi diciamo a pronto effetto, per quanto sia possibile trovarli, perché attenzione, molti ci dicono metteteli più grandi possibili, ma gli alberi in vaso hanno una dimensione, se sono troppo grandi rischiano di non attecchire. Di morire, quindi, anche poco dopo l'impianto. Esatto, no? Attenzione che questi viali non è che li dobbiamo fare per vederli un minuto dopo, ma per lasciare lì 20 anni, 30 anni, 40 anni. Quindi, detto il dispiacere vero, perché non dispiace mai farlo, siamo in una situazione veramente al limite, e chiunque percorra quel viale sa che non è più ciclopedonale, perché uno si ammazza, vedendo infatti in le bicicletta. immagini, no? L'asfalto è completamente rovinato dalle radici. Quindi, no? da una parte diciamo continuamente andiamo più in bicicletta per migliorare l'ambiente, dall'altro dobbiamo intervenire per fare le ciclopedonali sicure, perché tanti anziani sono caduti, bambini, ma se uno va in bici, ci ho provato anch'io là, rischia sempre la vita, perché dispiace, ma siamo costretti a farlo. A volte ci sono delle scelte che un'amministrazione deve fare e non sempre lo fa a cuor leggero. In questo caso è la riqualificazione del viale, si aspetta tanti anni e quindi lo faremo. Ecco, avete già scelto quali essenze verranno piantumate al posto dei pini marittimi? Allora, ci eravamo focalizzati sui lecci. C'è da dire che non è semplice neanche trovarli, perché trovare 80-90 piante, perché poi le posizioneremo anche su altri spazi vuoti in città giardino, la cosiddetta città giardino. Li stiamo cercando, non noi tanto, l'azienda, in tutta Italia, anche per trovarli di dimensione sufficiente, non vogliamo mettere dei ramoscelli. Però non è semplice, perché sono tante piante. Ci stiamo lavorando, il periodo della piantumazione è a novembre, non è adesso, anche lì tanti dicono no, ma dovete piantarli adesso che il viale ci sono anche i tempi che la natura
La natura non rispetta i tempi dei lavori pubblici, la natura rispetta i suoi tempi. Quando farà freddo abbastanza, trovate le piante con le caratteristiche idonee, le pianteremo, perché a noi il viale piace tanto alberato e l'abbiamo sempre dimostrato in questi anni. Se uno percorre i viali laterali vede che abbiamo messo tantissime piante in città giardino che sono lì belle e rigogliose, quindi purtroppo è così, è una situazione che non ci piace ma che dobbiamo affrontare. Quindi lecci allora, probabilmente. Sì, ripeto, è fatto salvo che non li paghiamo... Si era pagliato di querce, tigli, sì, erano state prese allora, in considerazione. A me piacciono i sempreverdi, perché secondo me è giusto anche rimettere i sempreverdi, però c'è un limite anche economico in cui non possiamo neanche pagarli come se fossero degli ulivi centenari, cioè, attenzione, perché poi c'è un costo anche da affrontare, però l'azienda che li pianterà ci sta lavorando, noi abbiamo dato delle indicazioni, io propenderei per i sempreverdi se si trovano, se non si trovano guardate, l'arte dell'impossibile dobbiamo ancora inventarsela, però diciamo che ci stiamo lavorando. Il leccio quindi è sempreverde, perdoni l'ignoranza, ma non sono così. Sì, ma ce ne sono anche altri, non è solo il leccio, quelli erano i primi 3 usciti, ce ne sono anche altri. Per dire, a me piacciono tantissimo le magnole, quando ho detto magnole, figurarsi, sporcano, sono complicate, spaccano il terreno, però sono belle quelle che c'erano davanti al Duomo e ce ne sono là in giro, sono molto belle. Ci sono varie essenze, gli agronomi ci stanno lavorando, sono dei tecnici, la cosa importante è mettere l'impianto di irrigazione perché mettendo piante a pronto effetto, non essendo piante piccoline, abbiamo bisogno di dargli una mano già da subito perché altrimenti rischi che vadano in difficoltà. Teniamo conto che noi bagniamo le piante per i primi 2 anni e poi è madre natura che ci deve pensare, altrimenti 27.000 alberi in tutta la città solo nell'ambito pubblico, cioè non riusciremo mai a bagnarli tutti. Adesso so che io sono un ambientalista convinto a questo punto di vista, però tutto si deve sposare anche con l'impatto economico, non possiamo spendere milioni di euro per bagnare piante oltre i 2 anni, perché poi l'attecchimento naturale, e speriamo che non avvenga come nel 2022 che abbiamo beccato Lucifero, la cosiddetta diciamo il caldo lucifero che ha ucciso tante piante. Teniamo sempre conto che dall'8 al 10% statisticamente di piante da vaso piantate diciamo in ambito pubblico tendono a morire. Vengono sostituite in garanzia, però è un dato di fatto. Quindi qualcuno morirà, insomma, sì, verrà è chiaro, sostituito. purtroppo sì, verrà sostituito, sono in garanzia anche le piante. Ecco, i tempi quindi, Assessore, si parte domani con l'allestimento. Poi purtroppo il doloroso taglio, poi inizieranno a lavorare sulla strada, lì i lavori pubblici hanno un Gantt importante che dice l'abbiamo fatto adesso perché chiaramente cercano di lavorare al massimo per poi aprire una carreggiata alla volta per dare disponibilità al passaggio e soprattutto per arrivare al momento delle scuole in cui il viale o su un lato o sull'altro è accessibile. E quindi insomma sono tempi molto stretti. Sì. Le piante vanno piantumate quando sarà freddo. Punto, che non c'è possibilità, la natura dice questo, quindi diciamo a seconda peraltro della tipologia di piante che verranno scelte, da ottobre-novembre, se è come l'anno scorso siamo andati alle Fiere di San Luca a ottobre in maglietta, una volta alle Fiere di San Luca si andava col giubbotto, speriamo in una stagione media, quindi ottobre-novembre, se le piante sono disponibili le metteremo. Allora, devo interrompere un attimo l'intervista con lei, Assessore, perché vedo che abbiamo in collegamento il nostro Lucio Zanato che si trova a Cison di Valmarino, al Bosco delle Pennemozze, dove questa mattina c'è stata la tradizionale raduno annuale degli alpini. A te Lucio, buongiorno. Buongiorno Marta, buongiorno anche all'assessore Manera, che ricordiamolo è un alpino, Alessandro Manera, che non è qui oggi perché oggi c'era il sindaco Mario Conte con il gonfalone della città di Treviso insieme a quello di Vittorio Veneto. Sono con Marco Piovesanti, che è il presidente del comitato delle Pennemozze, ma soprattutto sono con Alessandro Trovante, che è il vicepresidente dell'Associazione Nazionale Alpini. Sono qui con loro perché loro hanno fatto, diciamo così, discorsi ufficiali. Allora per una questione di gerarchia, Marco, bisogna che comincio con il vicepresidente. Intanto da Associazione Nazionale, che cos'è il Bosco delle Pennemozze per gli alpini di tutta Italia e non solo? Ma diciamo da me che arrivo da Torino, la prima volta che sono venuto qua lo ritengo un parco della memoria dove si integra sia la natura con le stele degli alpini che sono andati avanti. È un modo forse diverso dagli altri memoriali che ci sono, però questo qui è un memoriale immerso nella natura
e siccome si parla tanto di natura è una bellissima cosa. Ecco, esatto, tra le altre cose c'è stato anche l'intervento della sindaca qui di Cisone di Valmarino, che ha detto ricordo ogni volta, ogni estate, ogni primavera i bambini che poi salgono verso il bosco delle Penemozze, perché le maestre li portano proprio qui a capire, a vedere, a vivere la natura, ma anche a capire la storia. Marco Piovesan, presidente e soprattutto quasi responsabile di questa area qui per gli alpini. Cosa significa per gli alpini invece trevigiani mantenere e soprattutto promozionare questo territorio? Il bosco è memoria, è un memoriale che vive nella natura e vive nel cuore degli alpini. Quindi per noi trevigiani questo luogo è sacro alla memoria e per non dimenticare, ed è esempio anche per i giovani, come ha detto la sindaca, portare su i bambini è un modo per non dimenticare di dare un insegnamento anche a loro. Ecco, qui c'è il ricordo di 2411 penne nere trevigiane che sono cadute su tutti i fronti, anche in prigionia. Dietro le nostre spalle vedete le steli che sono quelle proprio che le ricordano, tutti quanti, indipendentemente dal grado e dall'appartenenza, artiglieria piuttosto che proprio alpini. E devo dire, Marco Piovesan ha parlato di giovani e lei nel corso del suo intervento ha parlato dei giovani e dell'esperienza che l'ANA sta portando avanti dei campi scuola, importante perché sono i stessi giovani che la richiedono. Ma diciamo che è un'esperienza che è nata all'indomani del Covid con 2 campi scuola e diciamo dallo spirito che ci è stato anche trasmesso dai giovani, l'anno dopo siamo passati a 11 campi scuola. Quest'anno abbiamo fatto un campo scuola di secondo livello chiesto proprio dai giovani, da quei giovani che diciamo nel loro futuro della loro vita vogliono scegliere la vita nell'esercito. Alcuni vogliono andare negli alpini ed altri vogliono invece fare l'accademia. E per noi è stato diciamo una spinta ad andare avanti e programmare anche per il prossimo anno magari non più 11, magari 12 o 13, però i costi sono tanti e se le istituzioni ci venissero maggiormente incontro sarebbe molto bello. Ecco, ma questa formazione voi avete notato che cambia i giovani, li rende più responsabili, soprattutto partendo dai più piccoli? Ma diciamo che il motto è prima il noi, prima dell'io, il che vuol dire fare squadra, e sono loro stessi che escono un pochettino dagli schemi familiari dove sono, uso un termine un po' forte, magari qualche mamma potrebbe anche arrabbiarsi, iperprotetti. Qui invece sono iperautonomi, nel senso che dal momento che si svegliano la mattina devono essere autonomi in tutto, nel gestirsi, nel fare diciamo la cosiddetta operazioni di ginnastica, pulizia personale e poi i compiti che sono stati stabiliti. Diciamo che nei primi tempi le prime cose che vengono fatte sono le basi della protezione civile e del primo soccorso, dopodiché si impara ad andare in montagna e fare in modo fargli capire che la montagna non è un'assassina, ma è una cosa molto severa e quando si è con le persone severe bisogna essere sempre cauti. Poi una cosa importante, voi limitate, per non dire cancellate, la presenza dei cellulari durante la giornata. Questa mi giunge nuova, ma sapevo che è una cosa tassativa perché so di alcuni amici che al termine diciamo della leva obbligatoria ed erano in servizio lì VFP, non mi chieda altro, che telefonavano alla mamma e penso che anche da lì dall'esperienza il cellulare sta fuori e viene consegnato alla sera per telefonare alla mamma dicendo sono ancora vivo. Ecco, Marco Piovesan, l'appello ai trevigiani, perché questo è un parco aperto sempre, comunque non è che sia chiuso, è aperto solo in alcune cerimonie, uno può venire qui anche come un momento di riflessione. Assolutamente, il parco è aperto, il memoriale è a disponibilità tutti i giorni, 24 ore su 24. Venite a visitarlo, venite a viverlo, venite qui con la pace nel cuore, perché questo luogo è un luogo di pace e di esempio per il futuro. Ecco, io so che c'è Alessandro Manera in diretta, una cosa che vi posso dire è che questo è l'unico punto dove prendono i cellulari, quindi anche il nostro zaino, per cui quando venite qui sapete che siete, diciamo così, in riflessione totale e scollegati col mondo e quindi collegati più, diciamo, interiormente. A te Marta, se hai domande.
Grazie Lucio, io ti lascio con i tuoi ospiti, noi proseguiamo il telegiornale, grazie e buon lavoro a Lucio Zanato, assessore, anche lei è una penna nera, le fa piacere, no? Sì, vedere? sì, mi è piaciuto, ciao mamma, sono ancora vivo, bellissimo, perché, però è vero, guardate, cioè, è veramente difficile. Io peraltro ho letto, si richiede una nuova naia, io sono un ortodosso su questo, sono 12 mesi, perché altrimenti non, come si dice, non hai il senso di quello che è il tempo, no? Quando inizi a essere 2 mesi, 3 mesi, quando parti sei già arrivato, no, sono 12 mesi, un Capodanno, un Ferragosto, un Natale che stai dentro, che impari anche a stare con te stesso e con gli altri. Guardate, fare l'alpino per me è stato un grande onore ed è stata una lezione di vita importante che forse i ragazzi meriterebbero di fare, perché è una cosa anche da meritarsi fare la naia in quel modo là, perché molti l'hanno fatto in un altro modo, io non vado a giudicare, quindi faccio i complimenti agli alpini, li vedete sempre presenti e lo spirito di corpo è bellissimo. Quello del cellulare peraltro, perché io quando sono andato erano proprio i primi cellulari, quindi a parte non chiamavi mai a casa, cosa dovevi dirgli, però io ho fatto anche viaggi siciliani peraltro, quindi è stata veramente una grande esperienza, lo dico sinceramente, e insegna a stare con se stessi. Quindi d'accordo, insomma, nel ripristinare... D'accordissimo. Sarà complicato perché sarà tutte le mamme d'Italia a piangere, a vederli partire, però è un momento in cui è un salto personale importante, cioè non è che può la mamma o il papà seguirti sempre nel tuo percorso di vita, e anche andare in un posto che ti dicono che devi fare cose che primo che non sei abituato a fare, e secondo magari non ti piacciono, devi fare lo stesso, è un momento che capisci, poi la perdi, perché poi ci imprighiamo tutti, quindi non è che chi ha fatto il militare accetta proprio tutto, però diciamo negli occhi di chi l'ha fatto, specialmente un certo tipo di militare, tu lo vedi subito, perché c'è una consapevolezza diversa. Ecco, Assessore, un altro tema che volevo affrontare con lei in questa intervista e che ha tutta una serie di implicazioni anche su quella che è la società e su quella che è anche la modalità di programmazione di un'amministrazione comunale, è quella della fotografia della popolazione e di chi vive in una città. Ebbene, gli ultimi dati che hanno fotografato gli abitanti di Treviso vedono circa 87.000 abitanti e 45.000 animali d'affezione, più dei bambini. Lei tra l'altro è assessore anche proprio con la delega agli animali, insomma, no? alla tutela degli animali, questi preziosissimi e migliori amici dell'uomo. Il fatto però che ci siano più animali che bambini fa anche riflettere. Allora, noi questo dato lo conoscevamo già nel 2018-2019, pre-pandemia, infatti abbiamo iniziato a realizzare, ne abbiamo realizzato tantissime aree a sgambatura cani, perché ci rendevamo conto che ormai, attenzione, questi sono gli animali d'affezione, quindi sono solo cani e gatti, poi aggiungiamo diciamo, altri animali, diciamo, lo spettro si amplia. Che dire, allora da una parte non bisogna demonizzare il fatto, anzi io ho un gatto a cui voglio un bene incredibile, il fatto di avere animali d'affezione, perché è un arricchimento secondo me, questo non è in contrapposizione col fatto di avere i bambini. Io l'ho sempre detto, noi abbiamo fatto un regolamento per gli animali d'affezione, primo in Italia peraltro, tra i primissimi in Italia, è andato anche sui giornali nazionali, in cui noi dicevamo che l'animale d'affezione fondamentalmente all'inizio non è un oggetto di proprietà, è un essere vivente che non è un essere umano, attenzione, sono due cose diverse, ma è un essere vivente che va rispettato, tutelato, nei limiti di quello che è un essere vivente, e quindi è stato un punto fondamentale. Però il fatto che ci siano più animali d'affezione che bambini, diciamo, è più legato al fatto che ci sono pochi bambini. Sì, è il segno un po' di una società che sta cambiando in una maniera che purtroppo ha degli effetti poi a cascata su tutto il resto della nostra società. Io più che legare il fatto che ci sono tanti animali d'affezione che probabilmente c'erano anche una volta, cani e gatti li abbiamo sempre avuti, forse non venivano trattati come adesso e diciamo si alimentavano forse meglio di tante persone, però il fatto che ci sono pochi bambini, ecco, quella è la contropartita, cioè il fatto che ci sono sempre meno bambini, lo vediamo, le nostre scuole ormai, anche le scuole elementari spesso non riescono si suol dire a fare la classe completa, sono sezioni che non hanno più la classe prima, e questo però è un frutto, però io vi dico una cosa, su questo ci sono stati fatti molti dibattiti, anche durante le europee è stato fatto, guardate che è una cosa comune purtroppo a tutte le società progredite, non è che le società del nord, le società del sud, dell'est o dell'ovest, man mano che le società
diventano più benestanti, diminuiscono i figli pro capite, diciamo, perché questo avviene anche in Israele, avviene in Spagna, avviene nei paesi del nord. Quando c'è questo tipo di benessere, si alza questo tipo di benessere, automaticamente diminuiscono i bambini. In Italia più che altrove, mi pare, siamo assieme al Giappone, credo, i peggiori del mondo. Però stiamo parlando del virgola rispetto a, non so, la Spagna. Sì, sono classifiche, sono vicinissime, è lo 0,9 al posto che l'1, ma certo sono tanti bambini alla fine nel grande numero. Il perché io non lo so, perché gli studi dicono anche cose divergenti. Il fatto che gli animali d'affezione siano molto presenti in città è legato a un amore per i trevigiani in generale, per gli animali d'affezione, e io non sono contentissimo, al fatto che è una città che tende a tutelarli, perché le aree sgambature, guardate, sono importanti. Se uno abita in una villetta è una cosa, se uno abita in un palazzo, portare giù il cane, insomma, che possa... Se non hai il posto adatto, esatto, chiaramente può essere un problema. Esatto, però questo è frutto della nostra società e io non credo che ci sarà a breve un'inversione, perché c'è da dire una cosa, che per molti durante la pandemia quell'animale d'affezione è stato l'unico amico che aveva in casa. Quindi quasi dal punto di vista psicologico gli animali d'affezione in molti casi, anziani, vi ricordate il momento in cui dovevamo stare distaccati? L'animale d'affezione è stato l'amico che tu avevi a casa, non dico con cui ci parlavi, che ti rispondeva, quello no, altrimenti esageriamo, però è stato veramente l'affetto che avevi di un animale. Quindi io dico sempre, non banalizziamolo, non esaltiamolo a livelli paradossali, cioè adesso vedo cose insomma un po' paradossali, però non banalizziamolo, perché nella nostra società e nella società occidentale l'affetto per un animale d'affezione è un punto a nostro favore importante rispetto a altri paesi che magari non tutelano molto gli animali d'affezione. Poi non cadiamo nell'errore che ci sono altri tipi di animali che vanno certo tutelati, ma che spesso, non dico servono, ma di cui noi ci cibiamo, e vanno tutelati e sono molto più tutelati di una volta. Cioè, adesso io non vorrei ricordare, da bambino io andavo al mercato di Treviso e le galline le facevano secche là sul posto, io me le ricordo queste cose. Ecco, chiaro che la gallina la mangiamo, ma va anche tutelato nel suo momento del trapasso, non è che dobbiamo far soffrire sta bestia perché tanto dobbiamo farla perché è una bestia, ecco, mettiamola così. Quindi diciamo che non andiamo nei casi paradossali, ma valorizziamo quello che abbiamo fatto fino adesso. Ecco, si diceva, e poi chiudiamo questo argomento, Assessore, più guardate animali. Che belli che sono, peraltro. Sì, sì, sono dei gatti davvero bellissimi questi, che tra l'altro alcuni credo siano anche da una mostra felina, quindi anche sì, esemplari particolarmente, diciamo, belli. Ecco, dicevamo, no, più animali d'affezione che bambini, forse perché appunto magari in molte famiglie si tende a sostituire il figlio con un animale, forse perché in città, ed anche questo è un dato delle ultime indagini, ci sono sempre più single che abitano più che famiglie, e quindi anche questo magari un single più facilmente ha l'animale che magari la famiglia con bambini che vive in una città in appartamento. Questo in qualche maniera, diciamo, è anche collegato alle difficoltà dell'abitare in città. Stiamo vedendo come sempre più spesso Treviso stia diventando, a livello proprio di prezzi, di costi di quelle che sono le abitazioni, una città per ricchi di fatto e sempre meno per famiglie che magari migrano nell'Interland, dove i prezzi dell'acquisto magari della prima casa sono un po' più abbordabili anche. Sì, questo è vero, questo è un dato importante. C'è da dire anche che qua bisogna dirci la verità. Allora, una volta una famiglia di 2 persone in cui l'uomo lavorava, la mamma faceva la casalinga, aveva 2 figli, poteva permettersi di fare un mutuo, avere una casa. Ormai questo è diventato un'utopia, se non lavorano in tutti e 2 i genitori. E già anche lavorando in tutti e 2, con i prezzi che ci sono oggi a Treviso, è difficile se non hai i nonni vicino, tutte queste cose statisticamente riducono... Chiaro, ci sono situazioni in controtendenza, 4 figli, felicissimo a lavorare, però è chiaro che è difficile. Sono casi rari. Sono casi rari, perché i numeri parlano chiaro. È chiaro che vivere a Treviso è costoso, questo c'è un motivo anche abbastanza logico, essendo il comune, specialmente il centro storico, ma in generale, limitato nella disponibilità. Chi ha disponibilità di terreni o abitazioni fa il prezzo che vuole. Fa un prezzo di mercato che vuole. È chiaro che nei comuni limitrofi, dove hai più aree, ancora aree verdi edificabili, diciamo che i prezzi si abbassano, quindi il comune può fino a là
perché poi è il mercato che si regola, non è che possiamo mettere dei dazi, queste sono utopie, quando sentivo ci sono case sfitte bisogna aumentargli l'IMU, c'è un limite per cui uno è casa sua, decide se affittarla o meno, adesso non è che possiamo obbligarle, cioè non è l'Unione Sovietica questa. È chiaro che c'è stato un forte aumento dei materiali, quindi col 110 da una parte, con l'aumento dei materiali dall'altra, ristrutturare casa o costruire casa nuova costa molto di più, e a questo punto all'utente finale ha raggiunto dei... ho visto dei dati anche io sui giornali incredibili, infatti mi chiedo ma in quante vite la ripaga? Il problema qual è? Perché qualcuno le compra queste case, no? Quindi si sta depauperando il patrimonio di molte famiglie, magari avevano 1 o 2 appartamentini ricevuti dai nonni, li vendono, ma poi si riduce questo patrimonio e le prossime generazioni avranno solo magari un'abitazione dei genitori. Non è più come adesso che magari in qualche modo, e questo è il vero problema, non tanto adesso, ed è un problema perché ti devi indebitare per tantissimi anni, il problema sarà per le prossime generazioni, perché quando hai ridotto troppo il patrimonio delle famiglie, tu a un certo punto non hai più possibilità di fare quel salto. Questa è una cosa da tenere in considerazione. Sull'aumento delle materie prime per le costruzioni, guardate, cioè, sono questioni internazionali. Quel che è certo è che 700-800 mila euro per comprare un appartamento nuovo a Treviso, per quanto una persona, diciamo tra virgolette, normale, con uno stipendio normale, si indebiti, difficilmente riesce a pagarlo nel corso di... Ma neppure una banca ti dà quel controvalore. Cioè quindi è solo per persone che hanno disponibilità economiche o che avevano proprietà e permutano proprietà, però ripeto, diciamo, la variazione dei prezzi sull'immobiliare c'è sempre stato. Ci sarà una bolla in salita, c'è una bolla in discesa, perché quando non riusciranno più ad affittare o a vendere certi tipi di abitazioni, inevitabilmente o non costruiscono più, se le materie prime non scendono, oppure a questo punto dovranno ridurre anche i prezzi. Però io, essendo tanti costruttori, guardate che la botta che hanno preso dall'aumento delle materie prime, dopo loro piangono sempre perché li conosco, tanti sono anche amici, però è stato veramente una botta forte che ha ridotto la loro possibilità di investimento o gli ha fatto aumentare il prezzo di conseguenza. C'è da dire sempre una cosa: se vendono qualcuno compra, perché è un dato oggettivo, se vendono qualcuno compra, quindi qualcuno ce li ha per comprare. Non sono io, sarà qualcuno e si può permettere 800.000 euro un appartamento, cioè, però sono dati oggettivi. È una preoccupazione sicuramente soprattutto per le giovani coppie, perché le giovani coppie magari non hanno un lavoro stabile, quindi non hanno neanche un mutuo, la possibilità di accedere a un mutuo, o hanno mutui che sono solo una percentuale della casa perché c'è l'ipoteca. Chiaro, forse non è neanche giusto che puntino all'appartamento da 800.000 euro, ma qua un appartamento anche minore sono 350-400.000 euro e sono tanti, tantissimi. Sono tanti e quindi rischia davvero di svuotarsi ancora di più dei giovani la città. Dei giovani soprattutto. C'è da dire anche un'altra cosa, che vedrete che sarà una cosa che avverrà. Ci sono tantissimi turisti a Treviso in questo momento, perché con Ryanair abbiamo fatto tutto il lavoro, è stato bravissimo il sindaco a spingere. Vedrete che noi avremo nei prossimi anni, e ci sono già le avvisaglie, tanti pensionati dei paesi nordici che acquisteranno casa a Treviso, perché hanno un loro tenore di vita che è molto più alto del nostro, storicamente hanno pensioni più alte. E quindi con la pensione estera riescono a fare una vita sicuramente. Un danese può permettersi, visto il costo delle case lì, di trasferirsi a Treviso, vivere a Treviso, poi quando vogliono tornare prendono la macchina, però una coppia di danesi, ma vedrete che è quello che è avvenuto in Spagna, a Lanzarote o in altre situazioni. In Portogallo anche, in Portogallo, era stato... E non saranno i ricchi danesi, saranno persone del ceto medio che decidono di acquistare casa a Treviso, un clima temperato. Danesi, olandesi, tedeschi, norvegesi, svedesi, vedete che questo sarà un nuovo step e loro lì la disponibilità economica ce l'hanno, perché un appartamento a Copenaghen meno di 1 milione di euro non lo prendi. Quindi anche prendere un appartamento a 500.000 euro a Treviso per loro e per il costo della vita è comunque economico. Guardate, lo vedremo in 4-5 anni questo, ma sarà una nuova evoluzione. E non so quanto bene sarà per la città, nel senso che comunque sono giovani trevigiani che se ne vanno. Assessore, io la ringrazio per essere stato con noi, grazie mille ad Alessandro Manera, vice sindaco di Treviso, e assessore a tutte le deleghe che abbiamo detto prima, sono davvero numerose. Grazie ancora. Grazie a voi e viva gli alpini lavoro. Sempre. Buona giornata. Buona Grazie, allora noi ora ci fermiamo per la pubblicità, tra poco restate con noi.
Eccoci di nuovo in diretta, prima edizione dei nostri telegiornali. Continuiamo con la cronaca giudiziaria, l'inchiesta per la morte del 47enne di Marghera operato a Cittadella per un ascesso. Ci sono i primi indagati. 5 sanitari, tra medici e infermieri dell'ospedale di Cittadella, sono indagati per omicidio colposo per la morte di Stefano D'Ambrosca, il 47enne di Marghera, morto il giorno di Ferragosto, 10 giorni dopo un intervento per rimuovere un ascesso in gola. L'uomo stava bene, non aveva patologie pregresse. Il giorno di Ferragosto la compagna però lo ha trovato a terra con il sangue che gli usciva dal naso e privo di sensi. La famiglia ha presentato un esposto in procura a Padova ed è stata disposta l'autopsia. Gli indagati fanno parte dell'equipe che ha operato il 47enne, otorinolaringoiatri, anestesisti e infermieri del nosocomio di Cittadella. Stefano D'Ambrosca era arrivato lì dall'ospedale di Campo San Piero. Gli era stato riscontrato un ascesso in gola. L'intervento, effettuato il 5 agosto, a detta dei medici era riuscito ed era stato dimesso dopo 3 giorni in terapia intensiva. La situazione è precipitata improvvisamente. Dopo l'autopsia, la salma del 47enne sarà riconsegnata ai familiari per i funerali. E continuano ad essere, diciamo, critiche quelle che sono le condizioni del traffico su tutta la rete autostradale del nord-est per il controesodo estivo e anche per le ultime partenze. Ieri ci sono stati dei grossi disagi anche in autostrada A4, ieri sera per un incidente che si è verificato in direzione Milano all'altezza di Pianiga. Sono rimaste ferite 3 persone, tra le quali un bambino, che viaggiavano a bordo di un'auto che trainava una roulotte e proprio uno sbandamento improvviso della roulotte ha fatto sì che l'auto finisse contro la barriera laterale rovesciandosi in carreggiata. La coda ieri sera aveva raggiunto i 7 chilometri e anche quella di oggi è una giornata particolarmente difficile appunto sulle strade, caratterizzata da traffico molto sostenuto e purtroppo anche, dicevamo, da numerosi incidenti. Ieri vi abbiamo raccontato della tragedia che si è verificata venerdì sera a Nervesa della Battaglia, nella quale ha perso la vita un Alberto Borsoi, imprenditore di Spresiano, e tutta la comunità del paese si stringe ai familiari per questo lutto. Alberto sarebbe andato avanti e quindi anche noi abbiamo pensato di continuare con la festa, ma sicuramente ci sarà un momento di ricordo e di ulteriore vicinanza alla famiglia. Io ho ricevuto tantissime testimonianze d'affetto, stamattina ne sto continuando a ricevere. È un abbraccio corale quello di Spresiano alla famiglia di Alberto Borsoi, il 52enne morto a Nervesa della Battaglia in sella alla sua moto. La notizia della tragedia è piombata sulla comunità nelle ore in cui operatori e volontari preparano l'evento dell'anno, calici in piazza. La stessa giunta con la Proloco si è confrontata sull'opportunità di una sospensione, poi la decisione di andare avanti anche in nome di Alberto, osservando un minuto di silenzio. Il padre Francesco, proprio della Proloco, è stato guida per anni, da qui il cordoglio profondo dell'attuale presidente Antonello Rossi. La festa si fa, ma con un peso al cuore. Una decisione un po' difficile, diciamo, però stretti alla famiglia e giustamente la nostra manifestazione con massimo rispetto viene fatta, sapendo che appunto Alberto lo conosciamo bene. Veramente sono notizie tristi e anche devastanti. Il 52enne, dipendente nell'edilizia, lascia anche la madre Carla, per anni assessore in comune, il fratello Luca e la sorella Francesca. La tragedia in via Priula a Nervesa, quando l'uomo perde il controllo della sua Ducati Monster che esce dalla curva e urta contro il guardrail. L'uomo, come ha raccontato la testimone che ha lanciato l'allarme, è volato per diversi metri finendo nel fosso.
Inutili tentativi degli operatori del SUEM 118, il 52enne è morto praticamente sul colpo. Sul posto anche i vigili del fuoco, i carabinieri per i rilievi di legge e la protezione civile di Montebelluna. Per Nervesa il secondo dramma in meno di una settimana dopo la morte domenica scorsa in Pontebana del 18enne Cheikh Tidiane Bance. Nel caso di Alberto Spresiano si prepara all'ultimo saluto martedì pomeriggio in chiesa. Alberto era persona conosciuta, la famiglia altrettanto, e lascia sicuramente la comunità attonita e sgomenta di fronte a un altro incidente sulle strade. E torniamo nel Vicentino. Macabra scoperta in un bosco nel quartiere Ferrovieri. Il corpo senza vita di un uomo di mezza età è stato ritrovato disteso su un'altana realizzata dagli attivisti NoTav. Un uomo dell'apparente età di 50 anni è stato trovato morto nel boschetto a ridosso di strada Caalte, nel quartiere dei Ferrovieri. A fare la macabra scoperta alcuni attivisti del centro sociale Bocciodromo, che da qualche mese stanno occupando l'area con alcune installazioni per protestare contro la TAV in prossimità dei cantieri e delle prime abitazioni abbattute a ridosso della linea ferroviaria. Questa mattina, come spesso capita sabato mattina perché le persone non lavorano, siamo venuti qua a fare la manutenzione del verde, eravamo dall'altra parte del bosco e abbiamo fatto dei giri di qua, abbiamo visto una persona sulla torretta, pensavamo stesse riposando, stesse dormendo, e quando ci siamo avvicinati ci siamo resi conto che non rispondeva e che era morta. Abbiamo chiamato le autorità. Che ipotesi che possa essere? No, non sappiamo, non lo conoscevamo, stanno facendo i rilievi, quindi lo identificheranno, spero. Immediato l'arrivo sul posto delle volanti della questura e del reparto investigativo della polizia scientifica, che una volta delimitata l'area hanno iniziato a ispezionare il cadavere e la zona circostante, catalogando i reperti e raccogliendo testimonianze. Al momento l'identità dell'uomo resta ignota, come pure le più probabili cause della morte. Conclusa questa fase ricognitiva, gli agenti sono rimasti in attesa dell'autorizzazione del magistrato per la rimozione del cadavere e l'arrivo delle pompe funebri. Un evento drammatico che ha molto scosso e impressionato i giovani che hanno fatto la triste scoperta. È uno shock, è una tragedia, altro non viene da dire altro, insomma. Alice Toniolli, la ciclista trentina coinvolta il 14 agosto in un grave incidente di gara. Vittorio Veneto si è risvegliata dal coma, parla e riconosce le persone, lo annuncia in un post su Facebook la società sportiva GS Top Girl, ringraziando tutte le persone che in questi giorni sono state vicine alla famiglia e al club. E sarà celebrato martedì il funerale di Claudio Berno, il 59enne morto venerdì mattina mentre in sella alla sua mountain bike stava percorrendo la strada che porta al Monte Tudaio nel comune bellunese di Vigo di Cadore. Ancora cronaca ora con l'ennesima truffa telefonica. Una 34enne si è vista svuotare il conto per circa 36.000 euro. Questa volta però c'è stato fortunatamente il lieto fine. Sentiamo appunto che cosa è successo. La dinamica risulta essere sempre la stessa, ovvero il malcapitato riceve un SMS piuttosto che una telefonata da un finto operatore tramite un numero di telefono fisso fasullo, che potrebbe sembrare quello del vostro istituto bancario, o tramite un numero di telefono mobile. L'operatore, una volta risposto al telefono, richiede dati personali, dati sensibili, credenziali d'accesso al conto corrente, nonché cambiamento di PIN e di password per accedere al conto. Quello che è accaduto a una 34enne veneziana, dal cui conto sono stati sottratti 36.000 euro, ma che grazie alla conciliazione di Adiconsum è riuscita a recuperare in gran parte, ottenendone circa 27.000. Ha ricevuto una telefonata con la quale si chiedeva di cooperare involontariamente in azioni all'interno del proprio conto corrente. 100 operazioni nell'arco di 8 giorni, per cui un ingente numero di operazioni che hanno portato così allo svuotamento quasi totale del conto per oltre 36.000 euro. L'attenzione deve essere massima.
ricordate una cosa, il vostro istituto bancario non vi telefonerà mai tramite un numero fisso o comunque tramite il cellulare, nonché invierà mai un SMS per la richiesta di cambiamento di password, di credenziali, piuttosto che per la richiesta di dati personali. Rivolgetevi alle forze dell'ordine, rivolgetevi all'associazione. Nell'eventualità dovessero capitarvi telefonate o comunque ricevere degli SMS o dei link ai quali cliccare. Ricordate che sono link ed SMS falsi, fate sempre molta attenzione. Sono entrati in azione anche con un trapano i ladri che hanno colpito diverse abitazioni nei giorni scorsi a Falzè di Trevignano. Sentiamo. Sicuramente si sono arrampicati sulla muretta che c'è lì, saliti nel tetto del gazebo, hanno avuto l'accortezza di non mettere i piedi dove sicuramente sarebbero sprofondati, saliti qua, hanno saltato il muretto e hanno fatto quello che c'era da fare. Si sono aperti la porta come via di fuga in caso succedesse qualcosa. Questa è la possibile traiettoria seguita dai ladri qualche sera fa tra via Puccini e via Privata a Falzè di Trevignano. In questa abitazione per forare la finestra si è usato un trapano. Sicuramente non era una banda sprovveduta che è venuta qua e facciamo questo e quello. Mi viene da pensare che sicuramente ci hanno controllato qualche sera prima e hanno studiato la zona anche qualche sera prima per vedere le zone da fare e le vie di fuga. Giovanni Frassetto si trovava al mare con le figlie, mentre la moglie, ancora provata, era appena uscita di casa con il cane. Il tempo di allontanarsi qualche metro e i delinquenti sono entrati in azione portando via alcuni gioielli e i ricordi di una vita. Quando la donna rientra, la camera da letto è letteralmente a soqquadro, ma i ladri sono scatenati. Sono andati anche da mio padre che abita là a fianco, non so da dove siano passati, si sono intrufolati dall'altra parte e sono saliti anche da mio padre nel terrazzo. E lui stava guardando la TV come al suo solito, tranquillo, beato. Sono saliti nei gradini che vedete laggiù in fondo, sono arrampicati sulla ringhiera e sono entrati anche da lui. Lui ignaro di tutto, ha visto qualche movimento giù, qualche luce su e giù, però non ci ha fatto caso più di tanto, forse quello è stato anche un bene. Il signor Giuseppe, 86 anni, conferma e racconta di aver visto dei fasci di luce. Sul pavimento, si rifletteva sul pavimento. Sarà stata, non so, la luce del, come si chiama, il telefonino, penso, o della pilla, roba del genere. Pensare che fosse un nipote, una roba così. Che di solito viene a quell'ora e a torce il pan perché chi ha bisogno di mangiare un panino prima di questa persona. Colpita anche un'altra casa adiacente, all'interno una signora ottantenne. Il copione è del tutto simile. Resta rabbia e amarezza in ugual modo. Purtroppo, come ho detto prima, l'importante è che sia mia moglie che non è successo niente, né mio padre né alla vicina di casa è successo niente. Amen. Ed ancora cronaca dal Trevigiano, minaccia la barista di una sala slot con un coltello trovato sul bancone del bar. Lei finge un malore, lui si spaventa e scappa, ma poi le chiede scusa e si costituisce. Prima l'aggredisce e la minaccia con un coltello, poi alla fine si pente, si costituisce e chiede anche scusa. È successo alla sala slot di Silea quando un 24enne di origine albanese, che pare avesse già manifestato qualche problema di salute mentale, verso l'ora di pranzo si è ritrovato senza più soldi per giocare dopo aver perso nella mattinata tutti quelli che aveva. Ha iniziato quindi a chiedere denaro prima ad altri clienti, poi alla barista, una donna cinquantenne che ovviamente non gli ha dato nulla. A quel punto ha pensato di minacciarla, prima con un cucchiaio trovato sul bancone, poi con un coltello da cucina che viene usato per tagliare il limone nel bar, trovato sempre lì sul bancone. La donna si è accasciata a terra, lui le è finito sopra, ma la prontezza di riflessi e di pensiero le hanno salvato la vita. Vistasi senza scampo e con un coltello all'altezza dell'addome, la donna ha finto un grave malore. Ha implorato il ragazzo di lasciarla andare perché si sentiva veramente male, anzi gli ha chiesto di chiamare un'ambulanza. A quel punto il giovane, fortemente spaventato, ha lasciato andare la donna ed è fuggito. La barista poi ha chiamato i carabinieri per la denuncia del caso. Ma la storia non finisce qui, perché il ragazzo prima ha aspettato la donna all'uscita per chiederle scusa, poi è addirittura andato dai carabinieri per costituirsi. Il ragazzo non è stato arrestato e resta a piede libero, ma subirà certamente un iter processuale per aggressione e tentata rapina.
Ed ora la vicenda di Alex Marangoni, il giovane trovato morto sul Piave dopo aver partecipato ad un rito sciamanico all'abbazia di Vidor. Le lettere anonime recapitate in comune a Marcon sono state messe a disposizione degli inquirenti. Insieme alla famiglia continuiamo a chiedere la verità, dice il sindaco. L'unico appello e il grande appello che continuo e assieme alla famiglia vogliamo lanciare è quello costante della ricerca della verità, di trovare una volta per tutte delle responsabilità su quella che sia stata la morte di Alex e per dare ovviamente la giustizia ad Alex e a tutta la sua famiglia e ai cari che lo hanno visto mancare. Da Marcon arriva l'ennesimo appello a fare chiarezza sulla morte di Alex Marangon, trovato senza vita su un isolotto nel Piave a inizio luglio, 2 giorni dopo il rito sciamanico al quale il 25enne aveva preso parte all'abbazia di Vidor. Sullo sfondo ancora tanti troppi interrogativi e quelle lettere senza un chiaro mittente giunte anche recentemente in comune. Sono arrivate 2 lettere anonime negli ultimi 15 giorni alla mia attenzione e all'attenzione della polizia locale di Marcon. Cosa emerge da queste lettere? Emerge che ci sono numerose considerazioni. Il sottoscritto non rivelerò quello che c'è scritto in queste lettere perché, come ben sapete, c'è un'indagine in corso. Considerazioni che però sarebbero circostanziate. Lo stesso sindaco ha condiviso gli scritti con gli inquirenti e l'avvocato della famiglia. Tutto è in mano attualmente dell'avvocato Stefano Tigani, che è una persona di grande responsabilità, un grande professionista. Assieme all'Associazione Penelope stanno facendo un gran lavoro alla ricerca della verità e alla procura che appunto verificherà se le considerazioni e quanto detto in queste lettere può corrispondere al vero. Certo, l'anonimato non aiuta. Lo stesso papà di Alex, Luca, è tornato a chiedere di farsi avanti. Se volete davvero aiutarci, andate dai carabinieri, basta nascondersi. Il suo messaggio a quasi 2 mesi dalla tragica fine del figlio, con la procura di Treviso che continua a indagare sull'ipotesi dell'omicidio. Linea alla regia, ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Ci rivediamo tra pochissimo per parlare di vendemmia. Restate con noi. Prima edizione dei nostri telegiornali, eccoci nuovamente in diretta. Apriamo ora una pagina dedicata alla vendemmia che ormai è partita per le varietà più precoci. Abbiamo qui con noi in studio, lo ringrazio per aver accettato l'invito, Angelo Facchin, consigliere di Coldiretti Treviso. Buongiorno, grazie. Buongiorno. Oltre che viticoltore, naturalmente. Sì, esatto. Ecco, siamo partiti allora con la vendemmia. Com'è la situazione? Quali sono le previsioni per quest'annata 2024? Sì, diciamo che la vendemmia è proprio agli esordi. In questa settimana sono cominciate proprio le prime vendemmie dei vitigni precoci. Si è un po' tastato il territorio magari sulle varietà, quelle tipo il Pinot Grigio, il Pinot Nero, il Chardonnay, anche se in realtà ancora più una settimana fa le basi spumanti, soprattutto il metodo classico sul Pinot Nero, era già in raccolta. In questa settimana si sono visti comunque le prime rese anche nei vigneti, no? E come si prevedeva, soprattutto per le varietà precoci Pinot Grigio in testa, c'è una piccola flessione, nel senso che le quantità che si portano a casa sono un po' minori di quelle che si pensavano. Questa cosa si era già vista nei mesi scorsi perché proprio è un discorso varietale. In queste varietà c'è meno uva rispetto al previsto, però l'uva si presenta molto bella. Diciamo che la stagione è stata molto propizia perché ci sono state le piogge nel primo periodo che hanno messo un po' a dura prova i viticoltori perché hanno dovuto lavorare tanto per difendere i vigneti, ma poi nel secondo periodo il caldo di questo mese di luglio e anche di agosto sicuramente ha fatto la sua parte. Non è mancata qualche pioggia e quindi non abbiamo una siccità molto impegnativa come quella dell'anno scorso e di conseguenza la vendemmia si presenta molto bene.
Ecco, tra l'altro l'anno scorso, lo ricordiamo, è stata un'annata particolarmente difficile, tra le grandinate eccezionali, tra prima la siccità, poi le malattie fungine che hanno davvero colpito forte, no, l'anno scorso. L'anno scorso è stata un'annata molto difficile, qualcuno l'ha definita un'annata orribile da questo punto di vista, perché ha un po' coinvolto tutta la penisola, anche regioni viticole che non sono abituate nelle difese fitopatologiche, e quindi abbiamo avuto rese molto basse, molte aziende hanno raccolto veramente poca uva e anche non di grande quantità. Quest'anno invece per fortuna avremo una vendemmia buona, diciamo ottima dal punto di vista qualitativo sicuramente, ma credo anche molto buona sulle varietà, soprattutto sulle varietà che più interessa al territorio, che è la varietà Glera, che dà origine al Prosecco DOC, perché le piante si presentano in ottima salute e c'è anche un'ottima quantità di prodotto molto equilibrata, e come diceva appunto Marta, non abbiamo avuto quegli episodi devastanti di grandine che si sono avuti l'anno scorso, se non in piccole e ristrette zone. Il tempo fino ad oggi ci ha risparmiato e questo è sicuramente un aspetto molto molto positivo. Ecco, dicevamo delle varietà precoci, appunto Pinot, Chardonnay, che sono, per cui le operazioni di vendemmia sono già cominciate. Glera tra poco, quando si partirà con la vendemmia? Ma la vendemmia Glera non partirà prima di settembre. Credo che la parte qua terminante di agosto sarà appunto la parte dove si raccoglieranno i Pinot, i Chardonnay, i Sauvignon, si raccoglieranno le uve quelle più precoci, mentre il Glera andrà in raccolta non prima dei primi di settembre. Anche se la varietà Glera proprio negli ultimi giorni sta maturando bene e si sta arrivando pian piano a maturazione fenolica, che è la maturazione quella dedicata proprio per la raccolta dell'uva per produrre vino, perché per produrre vino abbiamo bisogno sì di una buona quantità di zuccheri, ma soprattutto anche nei vitigni come il Glera c'è anche l'importanza che ci sia un equilibrio tra zuccheri e acidità, e le giornate molto calde di questi giorni stanno un po' alla volta abbassando la quantità di acidi, e di conseguenza si trova un equilibrio tra zuccheri e acidi che può dare poi origine a un ottimo prodotto. Quindi insomma questo caldo torrido che ci sta, come dire, tormentando quest'anno, almeno per l'uva, insomma è una buona notizia? Ma è una buona notizia sicuramente, perché fa maturare bene l'uva, il clima asciutto fa sicuramente innalzare il contenuto zuccherino, però abbiamo delle notti che non sono molto calde, che non sono particolarmente afose, e questo è un ottimo segnale, perché se c'è l'escursione termica come abbiamo in questi giorni tra la notte e il giorno, di notte abbiamo 20-22 gradi e di giorno sono più di 30 gradi, quindi l'escursione termica facilita anche l'ingrossamento della buccia. Infatti se andiamo nei vigneti e sentiamo le uve, sentiamo che sono veramente delle bucce molto spesse, e questo fa sì che vengano rilasciate poi nel futuro vino di componenti quelle più apprezzate, i polifenoli, gli aromi, che sono le cose che più si cercano poi per avere prodotti di qualità. Ecco, questo per i bianchi, per i rossi invece? Ma se va bene per i rossi il clima, se va bene per i bianchi, il clima sicuramente che stiamo vivendo in questi giorni va ancora meglio per i rossi. Però è un po' presto, perché prima bisogna raccogliere il Glera, e penso che i rossi andranno verso il 15-20 settembre, non prima assolutamente. Sarà la prima parte del Merlot e poi gli altri rossi, per finire poi con il Raboso a fine settembre. Non si raccoglierà sicuramente, andrà in ottobre. Ecco, per quanto riguarda i trattamenti sanitari, se ne è molto parlato, no, negli ultimi anni in termini positivi e negativi, insomma sappiamo tutte le questioni che ci sono state. Pare che finalmente quest'anno si sia, come dire, trovata anche la quadra, nel senso che ci sia stato un maggiore coordinamento, mi segnalavano, tra gli agricoltori, tra gli apicoltori, tra insomma tutti i vari enti che sono poi coinvolti in questo senso, in maniera da rendere sempre meno impattanti per tutto quello che ci sta attorno alle vitti.
Sì, diciamo che le aziende nostre sono cresciute moltissimo, sempre più sono le aziende che si certificano e che conducono un percorso guidato da tecnici dove l'impiego dei prodotti deve essere mirato a un periodo più propizio per il trattamento e soprattutto con l'uso di prodotti che siano a basso impatto ambientale. Non c'è più un modo di trattare che si usava fino a qualche anno fa così a mano libera, dico io, ma è studiato in funzione della stagione, in funzione della patologia, in funzione di tutte le informazioni che si raccolgono nel territorio per poter intervenire veramente nel momento più indicato e per avere il maggior risultato. Sempre a tutela dell'ambiente, questo è fondamentale, perché non si possono usare, per esempio come accennavamo per le api, i prodotti non si usano durante la fioritura perché certi prodotti possono essere tossici per le api, quindi assolutamente sono stati anche banditi tantissimi principi attivi proprio per questo motivo. Sappiamo che tutelare le api significa sì tutelare questo prezioso insetto, ma soprattutto tutelare l'ambiente in cui viviamo. La presenza delle api è un indicatore fondamentale per capire se il territorio è sano, se il territorio non è particolarmente inquinato. Diciamo che l'andamento meteorologico favorisce molto questo, perché il sole, il caldo e la bassa umidità fanno sì che non ci siano malattie e di conseguenza i trattamenti sono sempre più diradati e ormai sono praticamente sospesi da parecchio tempo. Ecco, per chiudere allora l'intervista dicevamo della quantità, dicevamo della qualità, il prezzo dell'uva quest'anno, come siamo? In generale per le uve, poi un focus in particolare sulla glera, che è quello che poi diciamo nel nostro territorio anche ha il maggiore impatto. Ma allora, il sistema sta tenendo molto bene. Abbiamo avuto un mese di luglio che è successo solo 2 volte che abbiamo raggiunto e superato i 500.000 ettolitri di prodotto imbottigliato in un mese. Quindi il mese di luglio ha prodotto un valore di oltre il 10% in termini di numero di bottiglie prodotte rispetto a luglio dell'anno scorso, ed ha un valore nei primi 6 mesi di oltre il 5% in crescita del settore. Questo è un risultato che abbiamo ottenuto grazie alla sinergia tra il consorzio, tra le associazioni di categoria e tutti i vari attori, imbottigliatori e quant'altro, che si coordinano per far sì che ci sia un equilibrio anche tra la domanda e l'offerta. Io sono partito lungo proprio per dire che il prezzo funziona sempre delle uve, in funzione anche di quella che è la richiesta di prodotto. Quindi la richiesta di prodotto c'è, in modo particolare sull'uva glera, ma anche sulle altre uve, la qualità pure, e quindi i prezzi sono abbastanza stabili. Abbiamo anche rispetto all'anno scorso qualche piccolo aumento sul Pinot Grigio, perché c'è anche meno quantità rispetto al previsto. E quindi l'indicazione che abbiamo è quella della Camera di Commercio di Treviso, che ogni settimana si raduna una commissione apposita che è formata dai diversi attori della filiera, quindi produttori, quindi rappresentanti di associazioni di categoria, industriali, imbottigliatori eccetera, che si confrontano e in funzione alle contrattazioni elaborano un listino che dà il valore dei prezzi di quella settimana. Per quello che riguarda l'uva glera è un po' presto, anche se le prime quotazioni sono partite, mi sembra che il prezzo tenga molto bene anche per questo prodotto. Sono convinto che anche l'andamento negli imbottigliamenti facilita appunto la tenuta del prezzo, anche se dobbiamo pensare che il prezzo deve essere anche equilibrato in modo che tutti gli attori della filiera possano avere il loro tornaconto, non soltanto chi produce l'uva, ma anche chi vinifica, chi imbottiglia e chi poi commercializza il prodotto stesso. Per chiudere allora 3 aggettivi per definire la vendemmia 2024? Ma 3 aggettivi secondo me sarà sicuramente la qualità, questa è indiscussa, la qualità ma anche la quantità da un certo punto di vista, perché venendo da una serie di annate anche scarse va bene che ci sia anche la quantità per poter poi avere prodotto nel mercato,
E per ultimo aggettivo metterei quindi qualità, quantità e tutela ambientale. Grazie, allora Grazie, io ringrazio Angelo Facchin, consigliere Grazie di Coldiretti Treviso, grazie per essere stato con noi e per averci fornito un po' questo quadro con le previsioni della nuova stagione della vendemmia che appunto, come si diceva, è appena cominciata. Noi ora proseguiamo il nostro telegiornale con un servizio dedicato a Antonio Bisaglia. A distanza di 40 anni la morte appunto di Antonio Bisaglia, storico esponente veneto della Democrazia Cristiana, continua ancora a far discutere. A Focus l'amico e collega di partito Settimo Gottardo ribadisce ancora una volta la teoria più inquietante ma sempre smentita dalla giustizia. Sentiamo. Si sapeva che Bisaglia non sapeva nuotare, questo era noto a tutti, anche a me, tutti, molti, già allora avevano detto sì, certo, c'è stato un colpo in testa. Un dibattito che dura da 40 anni esatti, perché se è vero che la versione ufficiale della morte dello storico esponente della DC Veneta Antonio Bisaglia, confermata dalla giustizia, è sempre stata quella di una caduta fatale, è altrettanto vero che fin da allora la schiera di chi credeva in qualcosa di diverso, addirittura l'omicidio, si è allargata a macchia d'olio. Soprattutto dopo la morte altrettanto inquietante del fratello di Bisaglia, Monsignor Mario Bisaglia, ritrovato cadavere 8 anni dopo, nel 1992, nel lago di Centrocadore. La tragedia in acqua, come Antonio, caduto in mare a causa di un'onda anomala dal panfilo Rosalù, al largo della costa del Golfo Ligure, il 24 giugno 1984, sull'imbarcazione di proprietà della moglie Romilde Bollati di Saint-Pierre, sposata l'anno prima. A Focus, Settimo Gottardo, altro storico esponente della DC, ex sindaco di Padova, uno che Bisaglia lo conosceva molto bene, torna a parlare con forza dell'ipotesi che ha sempre creduto concreta nel profondo. Quella ferita lacero contusa alla testa che sembrava incompatibile con l'urto sulla battagliola, la ringhiera del panfilo, e più simile al colpo di una catena, è il fatto che fin da subito in molti parlarono proprio di un colpo in testa. E siccome nessuno riusciva a giustificare questo colpo in testa, sapete la versione che mi hanno dato all'epoca, quando anch'io la sostenevo? Sì, forse lui è sceso giù dentro la stiva della nave e ha trovato che forse c'era stato un tradimento della moglie con qualche marinaio. Però questa versione sudicia è impropria, è falsa, è chiaro che stava nascondendo il dato che qualcuno gli aveva dato un botto in testa, e gli ha dato la botta in testa perché lui aveva scoperto un eventuale, improbabile, impossibile tradimento matrimoniale. Insomma, per Gottardo il fatto che si cercasse di gettare fango sulla coppia inventando un falso movente dimostra come ci fosse l'imbarazzo di dover giustificare quanto avvenuto. Nessuna autopsia sul corpo, altro elemento che ha alimentato le teorie negli anni. E ancora, Gottardo fu uno degli esponenti DC chiamato a presenziare come guardia d'onore ai funerali di quello che era il presidente del gruppo parlamentare democristiano in Senato. Guardando quella cassa, me lo ricordo come fosse adesso, era una cassa dentro la quale ci sarei stato a fatica io. Ma Bisaglia era esattamente il doppio di me. Io pesavo allora poco più di 45-48 kg. Bisaglia era sui 90 kg, ero un omone. E in quella cassa lì non poteva starci, non ci stavo io. Tanto più se anche annegato. Io ho visto purtroppo nella mia vita anche corpi di annegati, questi si gonfiano ancora di più, non si restringono. Quindi lì non c'è ombra per me di dubbio. La storia ufficiale non ha mai avuto dubbi. Antonio Bisaglia è morto per una disgrazia e come tale la verità è questa. Ma per Gottardo resterà una vicenda aperta. È una storia giallo na giallo che fa parte dei tanti misteri di questa Repubblica. È partita la missione numero 18 della ONG Mediterranea Saving Humans, congiuntamente con l'operazione Migrantes della Conferenza Episcopale Italiana, e per i volontari c'è una benedizione speciale. La nave Mare Ionio dei veneziani Beppe Caccia e Luca Casarini è tornata in mare dopo lo stop imposto per effetto del decreto Piantedosi.
È così partita la missione numero 18 di Mediterranean Semi-Humans e lo ha fatto con una sorpresa e la benedizione speciale niente meno che di Papa Francesco, che oltre ad averlo detto pubblicamente ha mandato un messaggio scritto di suo pugno personale con il suo ringraziamento inviato a Don Matteo Ferrari, cappellano di bordo, che spiega. È arrivata la benedizione di Papa Francesco per Mediterranea e per Migrantes, per i nostri equipaggi. È chiaramente un regalo che ci fa molto piacere, che conferma l'affetto e la partecipazione della Chiesa in questa nostra missione. È chiaramente qualcosa che ci fa molto molto piacere e di cui siamo molto grati. La partenza ieri sera dal porto di Trapani, congiuntamente ed insieme all'operazione Migrantes della Conferenza Episcopale Italiana. Questa missione in mare di Mediterranea, la numero 18, presenta una novità molto importante. Accanto a noi, accanto alla nostra nave Mare Ionio, viaggia una barca a vela di appoggio allestita insieme a Migrantes, l'organismo della Conferenza Episcopale Italiana che si occupa di migrazioni. E questa barca a vela ha lo scopo di monitorare e informare quello che avviene in mare nella comune missione di resistere alla disumanità e, soccorrendo i nostri fratelli e sorelle in mare, di dare carne alla fraternità. A Lido di Venezia, ora dove è tutto pronto per lo scatenarsi della caccia ai divi di Hollywood sul red carpet della Mostra del Cinema. Il 1° settembre è previsto uno dei momenti clou, ma il programma degli arrivi è davvero molto affollato. Cosa faranno e soprattutto dove andranno George Clooney e Brad Pitt durante la loro breve permanenza in Laguna? Se lo stanno chiedendo in tanti da quando è stato annunciato che il film Wolf, tra gli eventi principali e più attesi della mostra, sarà proiettato domenica 1° settembre nella sala grande del Palazzo del Cinema a Lido. Il direttore Alberto Barbera resta abbottonato e non potrebbe essere altrimenti. Immagino che faranno come al solito un tappeto rosso molto generoso e super affollato, e sarà il momento per poterli vedere insieme sfilare davanti al Palazzo del Cinema. Con ogni probabilità i due divi sceglieranno di alloggiare con il loro seguito al Cipriani, lontano da Lido, dove peraltro Clooney è anche convocato a nozze, e poi arriveranno nell'isola al mattino della giornata del film, sicuramente per presenziare la conferenza ufficiale, e poi la sera il tappeto rosso a Lido. Comunque è quasi tutto pronto per l'81esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Il Lido sta rispondendo bene, direi di sì, è cambiato un po' l'atteggiamento. Mi sembra che ci sia molta più disponibilità e pazienza, e tutti aspettano la mostra come il grande evento che caratterizza la vita del Lido nell'estate di ogni anno. Le camere ci sono o ve ne mancano ancora? Le camere mancano purtroppo. Questo è il vero grande problema della Mostra del Cinema, dover fare i conti con una ricettività alberghiera che ogni anno è più ridotta, anche perché Venezia è sempre più piena, quindi si fa veramente fatica a trovare sistemazione per tutti gli ospiti. Mi aspetto che ci sia una grande partecipazione e soprattutto mi auguro che i film che noi abbiamo scelto siano condivisi e apprezzati anche da critica e pubblico. Per quanto riguarda i film italiani, come saranno? Spero che quest'anno piacciono di più di quanto non sono piaciuti per esempio lo scorso anno. Spero, di trovare il conforto della risposta dei critici e pubblico. Ed ora uno sguardo alla nostra programmazione, perché quello di oggi pomeriggio sarà davvero un pomeriggio speciale su Antena 3. Subito dopo questa edizione del telegiornale, infatti, ci collegheremo in diretta con Fregona per l'edizione del centenario della storica gara tra auto da competizione in salita, la Vittorio Veneto Cansiglio, una manifestazione nata nel 1924 che continua grazie all'Automobile Club d'Italia e che vede gareggiare diverse categorie con veicoli provenienti da tutta Italia, dalle auto d'epoca ai prototipi da competizione. Potremo seguire quindi la sfida avvincente tra piloti e squadre, che si concluderà intorno circa alle 15:30, e poi ancora oggi pomeriggio a partire dalle 17:45 appuntamento con un'altra diretta, la
Faria di Palmi, antichissima e partecipata festa religiosa che ogni anno attira nel paese calabrese decine di migliaia di persone, un gemellaggio questo tra Media Nord-Est e Video Calabria, un pomeriggio dunque davvero particolare quello su Antenna 3 quest'oggi, con 2 eventi tutti da vedere e da seguire. Grazie dunque per essere stati con noi, vi ringrazio per l'attenzione, la sigla subito dopo le previsioni del tempo con il nostro meteo. Arrivederci.